Grande prova d'orgoglio dell'Acregas del tecnico Francesco Di Gaetano che sul campo del CUS Palermo sfodera una delle più convincenti prestazioni di questo torneo. 3 punti importantissimi che proiettano la squadra biancazzurra verso le zone alte di classifica generale ed in attesa del prossimo match contro il capolista Mazzara. Oramai mancano davvero pochissime gare alla conclusione della regular season ed occorre guardare ai prossimi triangolari, il cui esito potrebbero regalare la sospirata Serie D. Ritornando alla gara di Palermo, il risultato finale non ammette discussione, anche se 2 dei 4 gol sono arrivati dagli 11 metri. Entrambi sono stati ineccepibili e in occasione del secondo è stato espulso Cardella per fallo di reazione e da ultimo uomo. La prima rete porta la firma di Biondo su atterramento di Budales, la seconda quella di Cipolla per atterramento di Sicurella. Le altre due sono opera del capitano biancazzurro Giuseppe Gambino, la prima su assist di Sekun, la seconda con un tiro perfetto all'angolo del portiere palermitano. All'appello mancano 3 gare con il Mazzara e il Marsala all'Esseneto ed infine fuori casa con l'Oratorio Marineo. Per quanto riguarda gli altri risultati della giornata, il Canicattì si ferma sul pari con la Nissa, mentre Mazzara e San Cataldese proseguono la scia di vittorie. Pronta risposta anche della Folgore che supera l'Oratorio Marineo. Questi i risultati della giornata che rimodellano sensibilmente la classifica generale. Canicattì e Nissa 1-1, Folgore Marineo 2-0, Mazzara Marsala 3-0, Misilmedi San Cataldese 0-2, CUS Palermo Acregas 0-4. La classifica è la seguente: San Cataldese e Mazzara punti 16, Nissa e Acregas 11, CUS Palermo, Misilmere e Folgore con punti 7, Canicattì 5, e Marineo e Marsala 1. Ed ora le interviste di fine gara. Il risultato o meglio, il punteggio non era importante, l'importante era vincere la partita e alla vigilia sapevamo che era troppo importante per noi questo ostacolo. C'era da vincere la partita e l'abbiamo vinta. La ragazza è perfetta oggi, mister. Non lo so se è stata perfetta o meno, ripeto, l'importante era quello, lo volevamo fortemente perché comunque sia crediamo in tutto quello che facciamo, poi il tempo ci darà ragione. Però intanto oggi era importante vincere, abbiamo vinto, dedichiamo questa vittoria a 2 persone, una è la mamma di Gambino, che ci tengo personalmente a dedicargliela, e l'altra a una persona che ad Agrigento mi sta molto a cuore, che è Baldo Veneziano, che è sempre disponibile in qualsiasi ora della giornata, mi fa piacere. Poi è ovvio che dedichiamo ai nostri tifosi, perché comunque sappiamo che ce ne sono tanti che nonostante tutto ci sostengono, e quindi andiamo avanti e bene, dai, proiettiamoci per l'altra partita e faremo tutto partita dopo partita. Troppa Acragas per una giovane volenterosa CUS Palermo. Sì, certamente non era ignota la possibilità di affrontare una squadra che ci sarebbe stata superiore, e lo è stato. Il risultato è di quelli che parlano chiaro, probabilmente alcuni episodi hanno influito sul risultato, dal primo rigore probabilmente che ci ha un po' spezzato le gambe, alla possibilità di pareggiare, poi il secondo rigore con espulsione chiaramente ha definito gli equilibri. Il nostro obiettivo è quello di fare maturare questi ragazzi, quindi evidentemente non era la partita con l'Acregas che doveva darci delle risposte, se non delle risposte di atteggiamento, alcune delle quali tutto sommato non si possono nemmeno considerare malvagie. Per cui se si tiene da parte il risultato, che chiaramente non può fare piacere e disturba anche nella proporzione, che non me ne vogliano, non credo nemmeno rappresenti la differenza tra le due squadre, siamo tutto sommato soddisfatti del percorso che fino ad ora ci ha accompagnato fino a questa partita. Sull'Acregas c'è poco da dire, l'obiettivo dell'Acregas è quello di salire in Serie D e mi pare il minimo per una città come Agrigento, anzi anche nettamente al di sotto di quello che dovrebbe essere l'ambizione sportiva della città. Carlo Ferrara cosa ha fatto oggi a differenza tra il suo CUS Palermo e l'Acragas? Ma devo dire che loro sono una squadra esagerata e sicuramente non sono io che devo dire questa cosa. Hanno preso subito il pallino del gioco, però voglio dire fondamentalmente non abbiamo subito tanti tiri in porta, forse il nostro portiere come loro non ha fatto neanche una parata.
Loro hanno fatto tanto gioco, palle dentro l'area dove abbiamo difeso abbastanza bene perché l'avevamo preparata in questa maniera. Dopo c'è stato l'episodio del rigore che ha cambiato un attimo così la partita. Siamo andati sotto, siamo riusciti a resistere il primo tempo dove siamo andati ancora in difficoltà. Dopo il secondo tempo siamo partiti bene, anche il primo gol l'abbiamo preso forse nel nostro migliore momento quando stavamo venendo un po' fuori. Dopo il secondo tempo siamo partiti bene, abbiamo cominciato a fare gioco, stavamo creando, abbiamo creato un'azione importante a tu per tu col portiere, non abbiamo fatto gol e sul capovolgimento di fronte abbiamo preso un rigore che secondo me ci può stare con l'espulsione, forse non ci stava l'espulsione ma sicuramente c'era e credo che lì la partita sia finita.